Cosa è successo? Pomidottone, manici di scopa. Pronti a indossare maschera e boccaglio. Dove vanno? I manifestanti, dopo aver colpito ripetutamente l'autobus della linea 44 con calci e pugni, hanno tentato di entrare da questa parte alla stazione centrale di Trieste. Siamo in viale Miramare, sta tranquillo Gianluca, restiamo qui. Stanno tentando di entrare perché per solidarizzare con, diciamo, i ferrovieri che iniziano lo sciopero alle 21:01. In questo momento il corteo si è momentaneamente fermato proprio all'ingresso, diciamo così, taxi della stazione centrale di Trieste. Ancora cori e slung ovviamente inneggianti alla Palestina libera, tante bandiere, ma come vedete traffico completamente paralizzato perché non c'è modo, diciamo così, di capire dove vogliano andare. Si era capito la stazione, però come dire, non con queste modalità. Ripeto ancora una volta, ci sono 10 poliziotti che presidiano i varchi e migliaia di persone dietro, quindi la situazione non è esattamente sotto controllo, tanto che adesso è il caso di spostarci perché stanno iniziando. Stai fermo Gianluca qua? Perfetto, vai sopra. E stanno battendo contro le vetrate dell'ingresso laterale della stazione di polizia con il tentativo di fare ingresso dentro l'area interna della stazione. Ci sono i poliziotti che presidiano, però le persone sono veramente tante e c'è un gruppo, insomma, particolarmente agitato che guida il corteo. In questo momento viale Miramare, lato stazione, paralizzato, traffico bloccato in ambi i sensi, le persone, le vedete, stanno facendo in questo momento inversione di marcia per andare via dalla direzione di Roiano, stessa cosa dall'altra parte. Gianluca, restiamo sui manifestanti, qui si scappa perché c'è il lancio in questo momento di lacrimogeni. Vedi Gianluca? Riesci a inquadrare? Ok, lancio di lacrimogeni evidentemente da parte della polizia e adesso siamo in una posizione di sicurezza, quindi non vediamo quello che sta accadendo lì davanti, ma evidentemente è partita anche una mini carica della polizia con lancio di lacrimogeni in mezzo a viale Miramare. Diciamo così, assalto alla stazione è avvenuto proprio nella zona della parafarmacia della stazione, mentre ora i manifestanti, grazie a Dio c'è la Bora, stanno scorrendo verso Piazza della Libertà. Quindi ricapitoliamoci fermandoci un attimo. Lancio di lacrimogeni nella stazione, guardate i vetri infranti. Guardate i vetri infranti, qui ci sono, dietro c'è il cordone di polizia e questi sono i vetri infranti da parte dei manifestanti nel tentativo di entrare all'interno della stazione di Trieste. Vedete cocci di vetro e di cristallo dappertutto, lo scudo di uomini della polizia dietro che hanno risposto, diciamo così, all'assalto dei manifestanti con il lancio di lacrimogeni per disperdere la folla. Questa è la situazione che vi possiamo documentare in diretta qui e qui dall'altra parte vedete gli agenti che presidiano la stazione centrale di Trieste. Umberto, mi devi guidare tu, ti do la linea, andiamo avanti, ditemi voi, questi i ragazzi di polizia che si stanno spostando dall'altra parte, attenzione perché provano la carica dalla parte frontale della stazione. Umberto, stanno tentando di caricare dalla parte opposta. Ecco, soliti insulti ai giornalisti che dicono semplicemente quello che sta accadendo, solito. Vabbè, stiamo semplicemente documentando quello che vediamo, stop, senza alcun tipo di commento. In Piazza Libertà davanti alla stazione, parte, diciamo così, degli ingressi della stazione si è spostato da questa parte di qua, lo avete visto in diretta, vi abbiamo fornito l'immagine in diretta e adesso sono spostati frontalmente. Speriamo che ora si resti solo sul fronte, diciamo così, di slogan e manifestazione più pacifica, perché ovviamente la situazione prima è andata evidentemente fuori controllo. Ci sono i poliziotti dietro agli ingressi e alle porte antipanico della stazione centrale di Trieste. Ora mi sembra che la situazione possa per un attimo tranquillizzarsi. Meno gente. Forse qualcuno ha anche deciso, diciamo così, di rientrare a casa, ovviamente non tutti.
ognuno può manifestare, ma quello che ho sentito stasera, la manifestazione per la pace, e poi vediamo queste scene da Milano dell'altro giorno a oggi a Trieste. Naturalmente la mia solidarietà alle forze dell'ordine, è una vergogna, è una vergogna. Stiamo manifestando per la pace e questo è il sistema per manifestare per la pace. Ho sentito Giallus che ha detto delle cose folli, insomma, e un altro che ha detto come mai non intervengono le istituzioni. Cioè, devo intervenire in questa maniera andando a spaccare le vetrine a Trieste, ma mi facciano un favore per cortesia. Sindaco, è una minoranza di chi sbaglia che fa queste cose qui, cioè... Ho capito, ma insomma, ma dico, non dobbiamo fare queste cose. Cioè, ripeto, la democrazia prevede che puoi manifestare, ma non puoi fare queste cose. E ripeto, e do la solidarietà alle forze dell'ordine, e da anni che dico, diamo più potere alle forze dell'ordine, perché è intollerabile questa roba. Dammi atto, Ferdinando, che è intollerabile vedere queste manifestazioni. Dalle notizie che ho appreso dalle agenzie di stampa, ho visto che ieri sera, durante la manifestazione tenutasi in Piazza della Borsa, dove erano presenti anche le bandiere di AVS e Movimento 5 Stelle, più volte è stato urlato lo slogan di Hamas, che esorta all'estinzione di Israele, ovvero Trieste lo sa da che parte stare, Palestina libera dal fiume al mare. Questo è lo slogan dei terroristi, ribadito anche oggi, purtroppo, durante la manifestazione organizzata dalla CGIL. Una vergogna assoluta, che scopre un velo. Il velo che copriva ormai un evidente appoggio all'organizzazione terroristica di Hamas, che mi auguro sia di una minoranza. Ma tutti gli altri che erano in piazza o al corteo sono stati zitti. Un antisemitismo che non conosce nemmeno più la vergogna di esporsi pubblicamente. Nel mentre a Udine bambini, ripeto bambini, vengono strumentalizzati per manifestare a favore di Flottiglia. Mi sembra si sia decisamente superato ogni limite. Mi auguro che tutte le forze democratiche prendano una posizione chiara e la si finisca, per alcuni, di continuare a cavalcare la piazza. Una piazza che sta distruggendo edifici, danneggiando proprietà private, fermando illegalmente stazioni e porti. La giustificazione è sempre la stessa, sono una piccola parte. Una piccola parte che però sta sempre in quelle piazze. Anche ieri sera a Trieste è stata sfondata e distrutta una vetrata della stazione. Chi pagherà oltretutto per questi danni non si sa. Prese a calci auto di cittadini privati, ferito un poliziotto. Adesso è arrivato l'ora di dire basta. Infine voglio esprimere tutta la mia vicinanza e solidarietà alla comunità ebraica, che torna ad essere vessata e perseguitata come negli anni più bui e drammatici della storia del Novecento. Sono con voi. Oltre 5.000 persone oggi hanno sfilato nel corteo in centro città il grido Palestina libera, basta genocidio a Gaza. In testa agli studenti, numerosissimi, con striscioni, bandiere e soprattutto con voce squillante e animo partecipativo. Scendere in piazza, mostrarsi, urlare a gran voce quello che il nostro governo cerca di svilire in tutti i modi. Significa non essere complici del genocidio. Il messaggio era chiaro, i colori, la musica, gli slogan hanno accompagnato una mattinata che ha visto il centro città palcoscenico della protesta. Noi studenti siamo oggi qua in piazza anche per dire che noi di Palestina nelle scuole vogliamo parlarne. Qui ci sono persone, famiglie, bambini, donne e uomini che vogliono chiedere con forza a tutti i governi, anche al governo italiano, di fare la propria parte perché a Gaza cessi il fuoco, perché finisca quella carneficina e perché si possa tornare a vivere in pace in un territorio martoriato. Qui ci sono lavoratori, lavoratrici, studenti, studentesse, famiglie. Questa è la parola che vogliamo, pace. Lo vedete anche dalle bandiere. Abbiamo condiviso il fatto che siano gli studenti e le giovani generazioni ad aprire questo corteo perché è un bel segnale.
rispetto al fatto che si dice sempre che i giovani non sono impegnati né politicamente né idealmente, ecco, questa è la risposta. Il lungo serpentone è partito da Largo Tomizza, ha percorso le vie Giulia, Battisti, Carducci, poi da Piazza Goldoni verso Corso Italia per poi entrare in via San Spiridione, girare in via Milano e arrivare in piazza Oberdan sotto la sede del Consiglio regionale, dove al microfono si sono alternati gli interventi di studenti, politica, sindacato e associazioni. Una donna come Presidente del Consiglio che non è né cristiana né una madre per le cose che lei afferma. È una bugiarda. Siamo noi i pacifisti, siamo noi il futuro di questa nazione. Noi siamo qui oggi per schierarci dalla parte giusta e questo va fatto il prima possibile. Un segnale immediato per farlo è riconoscere Gaza e la Palestina come entità autonoma, cosa che ancora non siamo riusciti a fare, perché vorrebbe dire metterci in una posizione scomoda. Il corteo è stato uno dei più partecipati degli ultimi anni e si è svolto in totale serenità, senza alcun momento di tensione, come i proponenti avevano raccomandato e auspicato. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Riprenderci un minimo di umanità, non c'è altro da dire, cioè, la situazione è così critica che non possiamo più girarci dall'altra parte. Aspettiamo che il governo prenda delle posizioni più decise nei confronti del genocidio perpetrato nei confronti della popolazione inerme di Gaza. Prima di tutto dobbiamo tenere queste persone in mente, perché quando vediamo che le persone innocenti stanno morendo, tutto il resto diventa molto chiaro. Interrompere i rapporti con Israele, non fornire armi e fare il possibile in ogni Stato per fermare questa situazione, questo genocidio, questo orrore. Io mando un messaggio di speranza, di libertà, non ne possiamo più di questa situazione, quindi è importante che la gente si faccia sentire, lo dica ad alta voce perché siamo stanchi. Qua è in atto una strage dove la flottiglia ha portato all'attenzione finalmente una cosa, si poteva fare anche qualcosa come singoli, i governi assenti, quindi perché non essere qua? Il nostro messaggio è semplice, lo stesso che abbiamo mandato ieri sera col presidio davanti a Cattinara, che è stato commovente perché c'era molta gente, molti operatori sanitari. Fermiamo la strage, evitiamo di ammazzare gli operatori sanitari e come richiesta minima evitiamo di mandare le armi ad Israele, almeno questo. Questo è il mio nipote che è ucciso in Libano, nella guerra, l'ultima guerra in Libano, ha 2 anni. È una questione proprio di rispetto della vita umana, insomma, è la vita umana che è in gioco qui. Non ci sono questioni di carattere politico o personale, insomma, si tratta di cose drammatiche che vanno assolutamente affrontate. Quello che stiamo facendo oggi, quello che abbiamo fatto dal 22, dall'ultimo sciopero generale, è un blocco vero, è un blocco reale. Quello che abbiamo fatto in città ieri e in tutti gli altri giorni non sono passeggiate. Siamo qua oggi, il danno che stiamo facendo all'economia complice del genocidio è reale. Da questa mattina alle 9:30 è iniziato il blocco del Varco 4 del porto di Trieste, organizzato dal sindacato USB, Unione Sindacale di Base, insieme a molti altri movimenti spontanei e non. Siamo arrivati a circa 1 migliaio di persone qui davanti al terminale contenitori del Molo Settimo, dove al momento non passa nulla né in entrata né in uscita. In molti si sono alternati al megafono a tracciare la loro testimonianza rispetto a quello che sta accadendo a Gaza. Giovani, meno giovani, rappresentanti sindacali della società civile piuttosto che semplici studenti e famiglie che sono arrivati qui anche con i bambini. Nonostante il bastone, lei c'è, cioè, è voluta venire? Sì, io partecipo a tutte queste manifestazioni nonostante il bastone, nonostante tutto, perché penso che quello che sta succedendo ai palestinesi è infinitamente più grosso di quello che capita a me.
il genocidio a Gaza non è solamente un crimine di guerra, è un crimine contro l'umanità. E per me era doveroso, non si può fare altrimenti. C'è un momento della storia troppo significativo per girarsi dall'altra parte. Non voglio sentirmi complice di quello che sta facendo il governo italiano e il supporto che dà Israele rispetto a un gruppo che va a cercare di portare aiuto e che viene rapito in acque internazionali. È importantissimo essere qui perché mostrare un segnale da parte di tutta la cittadinanza. È una lotta che è sentita da tutti, da bambini, da chiunque. Doppia bandiera della pace e qui assieme anche con suo figlio, credo. Sì, ne abbiamo due, ne abbiamo uno anche dall'altra parte, perché è importante che anche loro facciano sentire la loro voce. Sono piccoli, sono giovani, però quello che sta succedendo è grande, è enorme e loro un giorno ci chiederanno conto, ci chiederanno dove eravamo e cosa facevamo. E di fronte a un genocidio non si può restare a casa seduti a non far nulla. Questo è lo schieramento delle forze dell'ordine alle mie spalle con i carabinieri in tenuta antisommossa a presidio dell'ingresso del porto di Trieste, anche se in realtà questa mattina la manifestazione è stata assolutamente pacifica ma decisa, ovvero l'idea è quello di bloccare tutto. La modalità della protesta di oggi deve essere ovviamente dinamica. La decisione di oggi è quella ovviamente di bloccare quelli che sono i punti della produzione, del commercio del nostro paese. Noi vogliamo bloccare tutto. Oltre al blocco del varco 4 con lo spostamento dei manifestanti in riva Traiana al varco 1, sostanzialmente in questo momento il porto è bloccato e con esso mi sembra di capire i dipendenti che sono all'interno. Esatto, non si può entrare e non si può uscire. Per noi è un disastro non poter uscire perché ognuno di noi con la propria vita ha i propri impegni. Certo, lei mi diceva per esempio dobbiamo andare a prendere i bambini a scuola. Esatto, chi ha i bambini, chi ha magari una 104 a casa e tutta una serie di cose che saprà benissimo che non va bene, insomma è sequestro di persona questa casa mia. Vi siete riuniti assieme, stiate allertando la polizia, cosa avete deciso di fare? Adesso per il momento ho chiamato voi perché tante volte la mossa migliore è fare un po' di confusione e anche far sentire la propria voce perché la libertà di manifestare è tale quale alla libertà mia di poter lavorare. Quindi voglio dire, e di poter andare a casa anche, per smettere di lavorare e andare a casa. Quindi adesso noi, io e le mie colleghe, siamo mani incrociate ad aspettare di sapere se possiamo uscire dal porto. Voi lavorate per? Noi siamo della Mid-Sea, che è un'impresa portuale, all'interno dei magazzini Seaway, articolo 16. Non conosco il dottor Consalvo, di cui mi parlano bene in termini di manager molto preparato e sicuramente, come ha detto qualcuno, mi ha detto qualcuno scherzando ieri, è come se avessero messo Valentino Rossi a guidare una Ferrari. Non è automatico, insomma, è un pilota, si occupa di trasporti. E sicuramente ci sarà un periodo di adattamento per capire la nuova realtà, che è sicuramente diversa perché la portualità ha delle specificità assolutamente diverse. Poi io credo che conterà moltissimo anche la scelta del segretario generale, la figura operativa che affianca il presidente e che in qualche maniera ha spesso anche quel ruolo di gestione, insomma, più concreta di rapporto con le banchine, con gli operatori. Questo è il commento di Francesco Russo alla ventilata nomina dell'amministratore delegato dell'aeroporto Marco Consalvo alla guida dell'autorità portuale di Trieste Monfalcone. Operazione, avverte, che non ha ancora il sigillo dell'ufficialità. La critica dall'opposizione non è tanto sulla scelta, dunque, ma sulle sue modalità e sulle frizioni politiche che l'hanno accompagnata per troppo tempo. Qui cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che negli ultimi 15 mesi lo scontro tra Fratelli d'Italia e la Lega hanno intanto bloccato il porto. Sono 15 mesi che il porto è senza una guida e continuerà a esserlo perché adesso ci sono dei passaggi parlamentari.
Commentando le immagini dei trasferimenti di ieri dei migranti dal Porto Vecchio, Russo ha criticato poi la giunta di centrodestra per la mancata soluzione di un problema che ormai si trascina da tempo. Mi dispiace perché rischia di essere l'ennesima sceneggiata. Si vota e poi si riempie. Si vota da una parte e si riempie dall'altra. Perché? Perché non si vuole risolvere la questione. Perché il centrodestra alla fine ha interesse semplicemente a fare la voce grossa con qualche decina di poveracci che stanno lì perché non gli abbiamo trovato un posto dove stare qualche notte prima di ripartire per altre parti del mondo, perché sono persone che non vogliono fermarsi qui. Enrico Summer, presidente della Summer Eco Shipping, esprime un parere favorevole sul nome dell'ingegner Marco Consalvo, amministratore delegato del Trieste Airport e nome indicato come futuro presidente delle autorità portuali di Trieste e Monfalcone. Con l'iter parlamentare ancora in corso e quindi in attesa di ufficialità, l'imprenditore Summer mantiene la dovuta cautela, ma allo stesso tempo ottimismo per la figura del manager napoletano, visti i risultati ottenuti con lo scalo aeroportuale regionale. Servirà però, ha aggiunto Summer, anche un valido segretario generale per il porto. L'ingegnere Consalvo è una persona conosciuta, è un valido manager, insomma, ha fatto in questi anni l'amministratore delegato del Trieste Airport in maniera più che egregia, abbiamo visto quanto l'aeroporto sia cresciuto. Gli aeroporti indubbiamente sono diversi dai porti, ma penso che una persona di così alto livello sicuramente saprà adattarsi, capire ciò che necessita e ciò che bisogna fare essendo un presidente di un porto, ecco, come importante come quello di Trieste. Quindi per carità adesso dobbiamo ancora attendere, insomma, un po', speriamo appunto l'iter parlamentare sia più veloce possibile, perché il porto di Trieste necessita di una guida di un certo tipo e un ruolo importante ovviamente lo avrà anche il segretario generale. Più piccato il commento del segretario generale della FIT CISL delle Friuli Venezia Giulia, Antonio Pittelli, che sottolinea il lungo periodo di buco alla guida del porto. Presidente che arriva dopo 500 giorni di vuoto, e questo già fa riflettere. C'è un'indicazione, si aspetta una nomina ufficiale. Quello che noi chiediamo è che il Presidente sia un Presidente competente, che noi valuteremo in base chiaramente al lavoro che fa. Siamo tardi, quindi speriamo che tutto l'iter si risolva in maniera repentina, onde evitare ulteriori disguidi dal punto di vista della tenuta proprio del porto, di quelli che sono gli asset, quello che deve essere la contrapposizione fra le parti, ma soprattutto quello che deve essere il mantenimento di un'economia forte come quella del porto di Trieste, che deve essere sostenuta il più possibile. La Regione aveva iniziato a ragionare sul progetto Noemix già prima del periodo pandemico. Oggi l'iniziativa è stata illustrata alla stampa, presenti le realtà della pubblica amministrazione che di essa hanno iniziato a beneficiare. Un progetto innovativo, unico in Europa per quanto riguarda la pubblica amministrazione. Vogliamo declinare in pratica quello che è appunto la riforma, l'efficienza energetica, ma soprattutto verrà utilizzato in città, quindi avremo zero inquinamento, sia dal punto di vista dei consumi di idrocarburi, che non ci sono ovviamente, ma anche dal punto di vista del rumore, che è assente. Le parole dell'assessore alla pianificazione ambientale Fabio Scocimarro confermano l'impegno del Friuli Venezia Giulia quando si tratta di questioni di questo genere, ovvero un impegno pratico, e dunque si parla di un investimento complessivo di 20 milioni di euro che copre il leasing di 500 autovetture elettriche Opel Corsa per 15 milioni e la realizzazione con i restanti 5 milioni di euro di 200 stazioni di ricarica, operazione più complessa di quanto si possa supporre. Queste 500 macchine saranno a rotazione, in car sharing come si suol dire, quindi non saranno mai ferme, a rotazione con dipendenti pubblici. 300 di questi automezzi sono in dotazione alle aziende sanitarie, 132 complessivamente sul territorio triestino e isontino, 168 nel resto della regione. I rimanenti sono in servizio presso le università, gli enti di ricerca, l'aeroporto e così via. L'Università di Udine è molto attenta alla sostenibilità e ha lanciato tutta una serie di iniziative sull'efficientamento energetico dei suoi edifici, il passaggio all'energia solare e da ultimo, grazie a questo sostegno da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, anche una graduale sostituzione del parco auto con tecnologie elettriche o ibride. La Regione utilizza l'impianto fotovoltaico realizzato sul sedime aeroportuale che rifornisce l'elettricità di cui il progetto necessita.
I prezzi degli ski pass in Friuli Venezia Giulia non subiranno alcuna variazione, almeno per ora, almeno per la stagione turistica invernale 2025-2026. A confermarlo l'assessore regionale al turismo Sergio Mediobini, che ricorda come gli importi del comprensorio sciistico del Friuli Venezia Giulia siano fra i più bassi in assoluto, aggiungendo che inevitabilmente in futuro ci sarà un ritocco. I prezzi degli ski pass adesso stiamo ancora vedendo, però insomma noi tenderemo a mantenere un po' siamo bassissimi, Ragazzi, perché sta roba qua va detta, noi siamo i più bassi in assoluto e anche lì, sai, il fatto di essere troppo basso magari rischia di essere anche controproducente, quindi adesso stiamo verificando e rimarranno comunque invariate anche per il prossimo anno. Arriverà il momento dove saremo costretti anche ad aumentarli. Mare e montagna fanno registrare numeri sempre più importanti, con una crescita che dal dopo Covid è costante anno dopo anno, un'asticella che si alza e che pone un ragionamento sullo sforzo che bisogna fare per mantenere questi standard. Abbiamo quasi archiviato quella estiva, oggi col tempo di oggi effettivamente l'abbiamo archiviata, però devo dire ma anche lì con ottimi risultati, presenze in aumento. Iniziamo, l'abbiamo già preparata noi con Promo Turismo, la stagione invernale, anche lì ci attendiamo degli ottimi risultati, abbiamo tutti i poli che stanno rispondendo molto molto bene, quindi insomma anno su anno siamo come l'Imoco, no? Ho visto prima il palmarès di quella squadra, ha vinto tutto, Coppa Champions, campionati italiani, Supercoppa, insomma di tutto di più, e insomma anche noi stiamo vincendo in questi anni di tutto e di più. L'asticella tu la alzi anno su anno, però è sempre più difficile riuscire a saltarla, però insomma dai, ce la stiamo facendo. Forse non tutti sanno che fra i 17 conducenti del tram di Opicina 2 sono donne, un dato che in quella che è un'assoluta normalità, secondo Patrizia Ceppi, aggiunge quel tocco di femminilità in più che non fa male. Patrizia è stata assunta da Trieste Trasporti nel 2008, nel 2014, assieme a Sara Polen, ha ottenuto la patente per il tram e lo ha condotto dal 2015 fino al famigerato agosto del 2016. In occasione del ripristino del servizio è stato necessario riprendere in mano i fondamentali. Quando siamo tornati qui abbiamo fatto un pochino di scuola guida con i meccanici, per cui ci siamo un attimo ripresi le funzioni del tram, ma è durato poco tempo, una settimana, siamo tornati su in piena forma, insomma. Condurre un tram, sottolinea Patrizia Ceppi, è un'altra cosa rispetto a guidare un autobus e sembra piacerle di più. Insomma, l'autobus in una maniera o nell'altra riesce in qualche maniera a gestirlo. Il tram lo devi saper guidare. Devi comunque avere molta prudenza, devi andare piano perché comunque è un mezzo che ha è abbastanza tosto e insomma ci devi fare un attimino di pratica e poi devi andare piano, non ti corre dietro nessuno, per cui con la santa calma si va dappertutto. Con i passeggeri Patrizia è riuscita ad instaurare un rapporto particolare, intanto con i turisti tedeschi. I turisti tedeschi sono simpaticissimi perché a volte riusciamo a farci capire, a volte loro parlano tedesco e basta, ma comunque vengono lì, sono molto curiosi, si approcciano, controllano tutto, chiedono tutto di tutte le parti meccaniche, le parti storiche, e tutto quello che riguarda la storia. Si fanno anche 2 giri tante volte perché sì, gli piacciono e sono qua. No, sono troppo simpatici. Laddove i passeggeri triestini sono di tutt'altra pasta. I triestini sono affezionatissimi. Loro montano su, ormai sanno tutto. A che ora parte, dove devo fermarmi, loro sanno tutto. Che ieri ciò di Ruggini. Ancora grande successo di ascolti per Macete con gli inossidabili Maxino e Flavio Furian che ogni mercoledì alle 21:10 su Tele4 ci fanno sbellicare dalle risate con le loro scenette, dalla mitica Siora Ulcigrai a un sindaco in versione domaccia, ma anche le irresistibili novità come quella di un dipendente di Palazzo Cheba in versione relax. Se sto andando avanti così non andiamo da nessuna parte. Un disastro. No, non c'è giocatori, non c'è... Non so, uno sta lavorando, dai. Ufficio del Comune di Trieste, tutti gli operatori sono momentaneamente occupati, la preghiamo di attendere per non perdere la priorità acquisita. Ecco. Del Parenzo, l'ha messo su bottega, tutto la vendeva.
non può mancare il mitico presidente americano Trump, con riporto biondo indipendentista. Sapevamo che non può scegliere solo un uomo. Esatto. E questo volevamo sentire, perché avevamo questa impressione qua. No. Quindi lei si consulta con dei consiglieri validi. Sì, chiamiamoli consiglieri, dai. Chiamiamolo, perché se uno decide lui. Sì. Quindi lei è un referente che decidi per tutta l'umanità. Che decidi lui. E so che è una roba segreta, ma potremmo avere un'anteprima e sapere chi è questa persona, la sorte dell'umanità. Tieni per voi, che non sia che dopo sapete. Teniamo per noi. Me lo presento? Sì. Chi è? E il nome? Cos'è quella roba? Se lui. Se lui cosa? Lui decide tutto, capisci? Come fa a Perché decidere l'ho lui? provato, sa far tutto e dà sempre la risposta tutta. Siamo a Muia? Sì, ti ha visto, ho detto di sì. Cosa è successo? Pomidottone, mani si discoprono. Pronti a indossare maschera e boccaglio. Non sapevo come spiegarla.